Pascal, a me non mi piace parlare assai, e poi la giornata è corta. Ma ti spiego come va la faccenda. Io l'altro giorno sono andato a Napoli per fare certe spese per la tenuta. Al rettifilo mi sono incontrato con Vicenzo Ocuzzo. Vicenzo è bello, cara donna Antonio. Io conoscevo la buonanima del padre, un lavoratore, una persona come si deve, un artigiano onesta. Dice, dico, che è stato? Tira una brutta faccia. Insomma, per parlare brevemente, mi dice Vicenza che era venuta la distruzione della sua famiglia, che per via di una cambiale di 300.000 lire che tiene nelle vostre mani, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana da 7 mesi, dice per farla finita devo sparare a Pascal una su una. A me? Ma ha distrutto, Nandò, ma ha distrutto le figlie mie. 120.000 lire mesi non ne guadagno mai da credere. Sto pagando a 7 mesi e tengo sempre un rep di 300.000 lire in per spalle. E le figlie mie si muoiono di fame, e sta carogna che non sento pietà. Ogni fine mese nuovo, mia moglie si è venuta pure le matarazze. Mi tenevo un vestito nuovo, come lo mettevo sull'aro meno, che pure Kill mi ha già avuto a vendere. Ma io non capisco, quando ti servivano i soldi questa, visto pigliare. Non sapevi quello che dovevi pagare. Se me li restituivo dopo una settimana avresti fatto un affare, perché 300.000 lire ti costavano 30. Oh Nando, è gente che non si sa regolare. Ma io i soldi per pigliare per fare l'operazione a mia figlia. Ma tu hai ragione, ma se mi vengono a mancare i pagamenti mi devo fermare. E pure tengo famiglia. Tu sei un fatente e tieni la macchina perché io affitto in camera a certa gente e tua moglie sappiamo il mestiere che fa. Tu dammi prima i soldi che mi devi, poi discuti e ti metti all'altezza. Vogliamo concludere? Concludo, Nando, quello ha detto che mi vuole sparare. Se la sente di pigliarsi 30 anni di galera. L'altro giorno ha detto che ti volevo sparare, poi ha cambiato idea. Ieri è venuto e mi ha messo al corrente del nuovo programma che tieni. Ieri sono venuto da voi. State zitto, sto parlando io, che rispondo a famiglia. Ieri è venuto e mi ha portato le 300.000 lire. Io? Stavamo dicendo. Vicenza ha consegnato nelle mie mani le 300.000 lire che vi deve. Oh Nando, scusate, mai per diffidenza, per carità. Ma perché non me l'ha portato a me? Perché l'interesse dell'ultimo mese non lo vorrebbe pagare, ecco, questo è tutto. E mi ha pregato di intercedere presso di voi, che siete presenti, che 300.000 lire in 7 mesi vanno fruttati 840.000 lire, potete anche chiudere un'occhio, se non mi finire la corta assise. Si può negare qualche cosa all'amabilità di Don Antonio Barragán. La vostra promessa è una preghiera per me. Per carità, siete troppo buoni. Avete portato il titolo? Ecco. Bravo, facciamo qua le pezze e qua il sapore. Sì, signore. Bravo, va. Vi dovete accontentare, sono tutti biglietti da 10.000 lire. Per carità, io ho la tasca segreta della foto di Naturale, lui ha esigenze, si capisce? Gerardino, però diretto, va. Ma quale diretto, papà? Ho diretto qua del Arrosto? tavolo. Ho diretto Santa Lucia mia. papà. E siete giovani, ho Dove diretto sta? il tavolo, qua sotto, che si cos'è? Vieni a mano, ecco qua, questo ho diretto. Già aperto. Dentro ci stanno 3 pacche di 100.000 lire l'una. Oh! E tu? Ecco, si chiude diretto. Ecco, si chiude. Invece che fa vedere, queste sono 300.000 lire, io l'ho contate, volete contare voi adesso? Oh Nando, e che conto? E 300.000 lire, Oh Nando, ma contate. che conto? Contate. Conto.